E continuiamo a fare un bilancio di come è andata per il settore agricolo nel 2013. Abbiamo sentito la voce della CIA regionale, abbiamo sentito il presidente Furlani e ora siamo venuti a trovare il presidente invece di Confagricoltura Veneto e diamo il benvenuto a Gian Giacomo Bonaldi. Allora, buongiorno presidente, Grazie, un piacere buongiorno, ritrovarci. grazie. Allora, come lo definisce il 2013 per l'agricoltura? Come è andata? Beh, è stato un anno un po' difficile, diciamo, non è stato un anno facile per l'agricoltura veneta in particolare, ma insomma siamo passati da un 2012 che già aveva dato su alcuni settori particolari problemi, diciamo che il 2013 fattori climatici legati anche a fattori di prezzo, quindi di mercato, hanno complicato un poco la vita degli agricoltori, determinando di nuovo un anno complesso, difficile per far ritornare in positivo i bilanci aziendali. Ciò non di meno ci sono delle cose che ci fanno ben sperare perché ovviamente le aziende hanno continuato a investire, si sono continuate a impegnare nel proprio lavoro cercando di affrontare il mercato al meglio. L'abbiamo vista in particolare nel mondo del vino, che qui in Veneto è particolarmente fortunato, che ha dato dei risultati molto positivi anche in termini di export e in particolare sui nostri vini di punta, a partire dall'Amarone ma poi anche al Prosecco, che ha visto delle quote export di imbottigliamento e di export aumentate in maniera notevolissima, che in un momento di crisi come questo insomma, è un segnale particolarmente positivo e soddisfacente per tutto il settore. Dall'altro canto abbiamo viceversa dei settori che soffrono tantissimo e hanno bisogno di una politica agricola che li aiuti a uscire da queste sabbie mobili che da troppi anni li stanno colpendo. In particolare mi riferisco al settore allevatoriale, al settore carne, zootecnia in senso lato, carne, latte, che invece non riescono a risollevarsi da un problema che è antico. Il latte con alcune cooperative in particolare sta dando buoni risultati, però è molto difficile, certo. La nuova PAC darà gli strumenti necessari agli agricoltori per risollevarsi? Questa è la grande sfida che abbiamo davanti nel 2014 per determinarne le ultime scelte, perché è una delle, forse l'ultima politica agricola comunitaria di un certo tipo, con certe risorse economiche, che ci dovrebbe permettere di uscire più rafforzati. Cosa che però vediamo con un po' di preoccupazione, perché mi sembra che le scelte adottate stiano andando su una linea diversa, che non è quella di un rafforzamento strutturale delle nostre aziende, quanto piuttosto una redistribuzione di questi aiuti comunitari che probabilmente avranno un effetto nel breve, ma nel lungo termine poi si perdono completamente. Noi su quello scommettiamo, cerchiamo di prendere delle decisioni finali che siano in questo senso. Un appuntamento importante nel 2015 è l'Expo. Gli agricoltori in che modo si devono preparare secondo lei? Diciamo che è una vetrina importantissima per il nostro settore, per il settore agroalimentare e per l'Italia in particolare, certamente se sapremo interpretarla nella maniera corretta. Questa non è una fiera normale, di città nazionale, è una vetrina nella quale si discuteranno sui grandi temi dell'alimentare e dell'energia nel mondo. Dobbiamo avere il coraggio di portare delle argomentazioni che siano di questo livello, per cui quale sarà l'agricoltura del domani, come intendiamo sfamare il mondo nel domani, quali saranno le energie, quindi la produzione agricola in funzione dell'energia per il futuro. Sono tematiche altissime, importantissime, che non dobbiamo sprecare con argomentazioni che poco hanno a che fare con questi titoli. Una sfida del futuro dell'agricoltura può essere il libero mercato? Il libero mercato non è una scelta, è un obbligo. Noi ci dobbiamo preparare a affrontare il libero mercato, è questo che abbiamo già come obiettivo delle nostre aziende. Dobbiamo essere preparati ad affrontarlo nelle sue massime possibilità. L'agricoltura sta uscendo da un momento di protezione, veramente sono un po' di anni che stiamo seguendo questo percorso, ma arriveremo tra pochi anni a avere un settore molto più liberalizzato e le aziende che non sono pronte a affrontare il mercato si troveranno tagliate fuori. Io ringrazio il presidente di Confagricoltura Veneto, Gian Giacomo Gallerati Scotti Bonaldi, per il tempo che ci ha dedicato e restate con noi, adesso la linea torna alla regia.